Tragedia sul lavoro a San Donà di Piave, dove un giovane operaio, il 23enne Christian Cuceu, è rimasto ucciso da un macchinario. È successo ieri verso le 22 nell'azienda metalmeccanica V8, azienda storica del Veneziano, specializzata nelle grandi manutenzioni, revisioni di macchine, motori elettrici e manutenzione di macchinari industriali. Il ragazzo, che lavorava lì da circa 3 anni, stando alle prime ricostruzioni sarebbe rimasto incastrato all'interno di un tornio. I colleghi presenti durante l'accaduto avrebbero subito azionato il dispositivo di blocco e dato l'allarme. Sul posto sono accorsi i medici del SUEM, che hanno tentato invano di salvare il giovane, rumeno e residente con la famiglia a San Donà di Piave, e sono partite le indagini di Spisa, le carabinieri, per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Il macchinario è stato messo sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria. Un'azienda, dice il sindacato, nell'esprimere il cordoglio alla famiglia, molto attenta alla sicurezza e alla specializzazione degli operai. È un po' una tragedia inspiegabile e non riusciamo a capacitarci già noi, immagino l'azienda. Un'azienda qui nel territorio importante, sono una ottantina di dipendenti e un'azienda attenta alla sicurezza, a professionalizzare gli operai. Sentite condoglianze verso la famiglia, assolutamente un ragazzo così giovane non è giusto che parta da casa e che non ritorni più.